Allora, penso che sia importante avere questo tipo di iniziative, soprattutto nell'ambito, il motivo per cui sono venuto qui, per scambiare esperienze con altre realtà che per struttura economica e anche per dimensione, quindi abbastanza piccole, sono simili. Nel mio caso specifico parliamo di una realtà come quella del cantone di Ginevra, della Svizzera romanda, che ha per popolazione è compatibile con quella di Verona, eppure si è posta le domande legate all'innovazione già 20 anni fa e oggi cominciamo a raccogliere dei sviluppi a livello mondiale. Quindi il mio messaggio è: un evento come questo deve servire per condividere le esperienze, soprattutto per capire quali sono gli elementi importanti come punti di forza ma anche di debolezza, per poter valorizzare un territorio e promuovere a livello dell'innovazione, sapendo che l'innovazione richiede tempo e dunque bisogna programmarla e metterla in pratica con costanza e con una visione chiara dal punto di vista strategico e operativo.